Le cronache delle partite sulla stampa sportiva non si limitano ormai da tempo a raccontarci fatti meramente agonistici o le prodezze di questo o quel campione, ma ci riferiscono di aggressioni, scontri, risse, lanci di oggetti, di petardi, fino a che, talvolta l'insensata spirale di violenza, non lascia sul campo il morto ammazzato. Assistere ad una partita di calcio rappresenta uno dei più diffusi e popolari modi di impiegare il tempo libero, ma quella che dovrebbe essere una festa, purtroppo si trasforma spesso, specialmente in Italia, in occasione di violenza. La storia del calcio italiano è stata costellata negli ultimi 30 anni di vere e proprie tragedie. I 39 morti allo stadio Heysel di Bruxelles prima della finale di Coppa dei Campioni fra Juventus e Liverpool nel 1985. Per non parlare degli omicidi perpetrati su singole persone come quello di Vincenzo Paparelli colpito a un occhio da un razzo durante un derby Lazio-Roma nel 1979 e l'accoltellamento di Vincenzo Spagnolo, il tifoso genovano ucciso per mano di un tifoso milanista nel 1985. In tempi recenti poi vanno ricordati i tragici fatti di Catania il 4 febbraio 2007 con l'uccisione, in occasione del derby tra Catania e Palermo, dell'ispettore di polizia Raciti. Nello stesso anno l'uccisione da parte di un agente, dopo una rissa in un autogrill, del tifoso laziale Gabriele Sandri. Il problema della violenza dentro e fuori gli stadi in Italia è un problema annoso, periodicamente si organizzano dibattiti, si condanna, ma non si fa sostanzialmente niente fino allo scontro o al morto successivi. Le partite si trasformano in occasione di guerriglia urbana, il tifo calcistico si colora, oltre che di rivalità campanilistiche, di improbabili valenze politiche e ideologiche. Nelle curve si inneggia alla violenza senza che ne esistano giustificazioni plausibili, razzismo cretino, delinquenza comune, uso di droghe, bullismo, affermazione violenta della propria personalità, becero qualunquismo si mescolano presso alcune frange estremiste degli ultras alla passione sportiva. Ma di chi la colpa? Intellettuali, sociologi, psicologi intervengono all'indomani di fatti gravi a giustificare la violenza. A sentir loro è sempre colpa della società, del degrado socio-economico dell'ambiente di origine, del disagio giovanile, della frustrazione, molti luoghi comuni inidonei nell'approccio ai nuovi problemi posti dalla società contemporanea. Eppure basterebbe poco per ripristinare la sicurezza, seguire l'esempio di chi ci è riuscito, cioè zero tolleranza nei confronti dei violenti, pene certe e severe che comprendano la carcerazione, divieto assoluto di frequentare lo stadio per i facinorosi, giustizia rapida ed efficace, responsabilizzazione dei club nella gestione della sicurezza degli stadi. Imagine all the people living for today. In Inghilterra tale metodo ha funzionato. Il tifo violento negli stadi, quello dei tristemente noti hooligans, è stato debellato tramite una serie di provvedimenti che hanno restaurato l'ordine e che consentono ai veri sportivi di godersi la partita in un clima di confortevole convivialità. Stadi senza rete di protezione, i posti tutti a sedere, e l'esempio inglese è stato adottato anche in Spagna, Germania e Francia. Da noi invece il calcio è uno sport bellissimo, andare allo stadio, partecipare ai cori, che non sempre sono ingiuriosi o volgari, è un'esperienza affascinante, ma non si riesce a comprendere il perché alcune persone trasformano questa festa dello sport in una rissa senza scopo. Com'è possibile arrivare a mettere a repentaglio la vita propria e altrui per una partita di calcio? But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be one. Forse le motivazioni per un atteggiamento del genere vanno ricercate al di fuori degli stadi e forse sono troppe e troppo complesse per essere generalizzate, senza osservare il caso specifico a causa delle implicazioni sociologiche e psicologiche. Disoccupazione, disagio giovanile, nevrosi, istinto di aggressività represso, idee rivoluzionarie. È evidente che il disagio, la prepotenza che non si sfogano in altri posti, qui tra le migliaia di persone infervorate, può trovare un suo posto. Quindi esiste questa sorta di psicologia collettiva alimentata da modi di vita del singolo che finisce per cercare quella identità necessaria attraverso l'esercizio della violenza e dell'autoaffermazione. Dunque la violenza non nasce negli stadi, ma è pur vero che il calcio finisce per essere un catalizzatore di questa violenza. And the